parola all'ingegnere Edoardo Gesua Silve Salvador di Venezia, che ci riferirà su una famiglia romagnota a Venezia, Dio è salvezza. Allora, dopo aver ascoltato una serie di avvincenti racconti di quelle che definirei vere e proprie dinastie, che hanno dato lustro alla comunità ebraica veneziana, ho il compito, per certi versi non facile, di concludere questo stimolante convegno parlandovi brevemente di una famiglia che non ha avuto tra le sue file personaggi illustri di rilevanza enciclopedica, direi, né può vantare facoltosi banchieri, opulenti mercanti o eminenti professionisti. Insomma, gente semplice e laboriosa, fortemente legata alla tradizione dei padri, che ha sempre mantenuto un consapevole basso profilo. Verrete perciò condotti in una realtà, direi, antitetica rispetto a quella che avete sin qui ascoltato. Una realtà difficile, fatta di ristrettezze, privazioni, sino al limite della miseria. La mia relazione suonerà alle vostre orecchie in modo, diciamo, disarmonico e stonato, ma forse sarà utile per avere una visione più allargata e oggettiva dell'intero scenario. Il titolo di questo mio intervento, forse un po' sibillino, non deve trarre in inganno. Non si tratta di un'invocazione biblica, né di un'aspettativa escatologica, ma semplicemente della traduzione dall'ebraico del termine Yehoshua, Gesuà, che significa per l'appunto Dio è salvezza. Romanioti erano definiti quegli ebrei che stanziavano nei territori dell'antica Grecia fino dai tempi della distruzione del secondo tempio di Gerusalemme da parte di Tito nel 70 d.C. E da quanto è dato di sapere, i Gesuà provenivano proprio da quei territori, forse dalla città di Tebe, importante centro dell'impero bizantino. Non sappiamo neppure in che epoca giunsero a Corfù, forse già dal XV secolo, dopo la capitolazione di Costantinopoli, nel 1453, e la conquista dei turchi ottomani. Corfù, dicevo, ultima dimora, prima di approdare a Venezia, nei primissimi anni dell'Ottocento, dopo la caduta della Serenissima Repubblica. Una volta giunti nella città lagunare, al cognome Gesuà, originariamente scritto con la J, quindi Jesua, venne aggiunto il Sive Salvadori, Sive latino, oppure, presumibilmente la variazione fu fatta d'ufficio per rendere più comprensibile l'appellativo, ma si potrebbe anche ipotizzare che l'aggiunta sia stata invece chiesta da Elia, il capostipite della famiglia, per meglio integrarsi in ambito veneziano. Infatti, il cognome Salvadori era molto diffuso e sarebbe stato più semplice farsi conoscere con tale denominazione. È interessante notare che il fratello di Elia, Salomone, che aveva condiviso la scelta di raggiungere Venezia, ha conservato il cognome originario Jesua. Di lui e della moglie Sara Belleli si perdono subito le tracce. Il suo nucleo familiare non compare nei registri fraternali, ma solamente in quelli comunali.
Ritroviamo poi una delle figlie, Zeffira, sepolta nel cimitero di Verona. Aveva sposato un tale Leone Cohen Porto. Un ramo della famiglia, intorno a fine Ottocento, perse, tra virgolette, il Gesuà Sive e divenne solamente Salvadori. Parte di un altro ramo, verso i primi del Novecento, si convertì al cattolicesimo, mantenendo comunque il cognome per esteso. A questo punto voglio sgombrare subito il campo da eventuali idee preconcette o erronei convincimenti, al fine di non creare un'immagine distorta di quella che era la condizione degli ebrei veneziani del tempo. La stragrande maggioranza della popolazione non era costituita da famiglie quali quelle di cui avete sentito parlare in precedenza, ma al contrario si trattava di gente povera che abitava ancora nel ghetto o nei dintorni e che spesso faticava non solo ad arrivare a fine mese, come si dice oggi, ma addirittura il giorno dopo, in quanto la condizione era assolutamente le risorse erano davvero veramente scarse. Il divario esistente tra ricchi e poveri era profondo e lo scenario era costituito da poche enormi ricchezze contrapposte a una generalizzata, più o meno accentuata povertà. In tale clima, le ricche famiglie che sono state citate hanno svolto un'opera benemerita, sostenendo e aiutando concretamente i loro correligionari meno fortunati, non solo attraverso quella che in ebraico si definisce tzedakah, cioè carità, ma più in generale con azioni di quella che ebraicamente si definisce gemilut chassadim, cioè opere di misericordia. Non ho il tempo per entrare nel merito dei concetti di elemosina, carità e beneficenza nella tradizione ebraica. Basti solamente dire che i gesti di taluni personaggi, appartenenti appunto alle ricche famiglie citate, ma non solo a quelle, per inciso ci troviamo a Palazzo Franchetti, quindi altra benemerita famiglia che si è distinta per generosa filantropia, sono stati gesti di profonda umanità, guidata da grande attaccamento ad uno di quelli che è ad uno dei valori fondanti dell'ebraismo. La numerosa figliolanza che caratterizzava le famiglie di allora, nonostante la grande mortalità infantile, creava inevitabilmente problemi di sussistenza. In questo contesto, un ruolo primario hanno svolto le cosiddette chavurot, da chavurah, il plurale di chavurah che in ebraico significa fratellanza, fraterne e opere pie che hanno permesso a molte famiglie di sopravvivere in situazioni di profondo disagio. Passerò brevemente in rassegna le più significative. Fraterna di misericordia e pietà degli israeliti, nata il 1 dicembre 1830 con una convenzione tra la Israelitica Fraterna di Misericordia Tedeschi e la Israelitica Fraterna di Misericordia Ponentini, con il concorso delle riunite sezioni della Fraterna Generale di Culto e Beneficenza. Le riunite sezioni erano una sorta di giunta che fungeva anche da organo di controllo. Si trattava di una società di mutuo soccorso che provvedeva alle necessità degli indigenti
in caso di malattia e di decesso, sostenendo tutte le spese che la situazione imponeva. Riuniti i sovvegni spagnuolo e tedeschi, sodalizio sorto nel 1844 dalla fusione di due antiche istituzioni, il sovvegno spagnuolo e i sovvegni tedeschi. Finalità della Pia Opera era quella di somministrare medicine, medico, chirurgo e flebotomo ai confratelli quando ne avessero bisogno, di provvedere ai conforti religiosi, alla veglia e alla tumulazione dopo la loro morte, di accordare inoltre un qualche sussidio ai confratelli durante la loro malattia. Pia Fondazione Enrichetta Consolo Treves de Bonfili, che già avete sentito, istituita nel 1851 al fine di beneficare un determinato numero di poveri vecchi israeliti, i quali devono unirsi giornalmente a pregare in suffragio dell'anima dei defunti delle famiglie Consolo e Treves. Pio Stabilimento Anau, sorto nel 1856, con lo scopo di beneficare i poveri della comunità, con dotazioni a fanciulle, sussidi per istruzione ed educazione e per favorire arti ed industrie e soccorsi in caso di bisogno ed infortunio. Nel 1887 incontriamo tra la dirigenza il rabbino Moisè Cohen Porto, Giuseppe Musatti, Girolamo Herrera, Alberto Treves de Bonfili, Costante Sullam. Pia Fondazione, ancora, Enrichetta Treves de Bonfili, per povere israelite. Questa è del 1887 ed era sorta per beneficare un determinato numero di donne israelite povere che siano vecchie od orfane. Pia Opera Marco Reiner, nata nel 1879, col proposito di assegnare e distribuire ogni anno nel giorno anniversario della morte del fondatore di un determinato reddito a 10 uomini fra i più poveri israeliti di Venezia, con l'incarico ai medesimi di pregare in quel giorno per l'anima del fondatore. Concedetemi una simpatica, bonaria osservazione. Talune di queste istituzioni risultavano per certi aspetti vincolate per statuto da una sorta di do ut des, pur trattandosi di un des inerente alla sfera della spiritualità. Pare vi fosse un forte bisogno da parte dei donatori che i poveri beneficati intercedessero presso il Padre Eterno per cassare eventuali sentenze punitive decretate nei loro confronti. Chiudo questa piccola considerazione. Per ultimo, Opera Pia Moisè Vita Yakur, costituita nel 1883 al fine di portare aiuto agli israeliti poveri della città, mediante sussidi agli ammalati che non possono essere trasportati in ospitale, soccorsi a convalescenti per un massimo di 30 giorni e a vecchi sessagenari del tutto impotenti al lavoro. Allora, queste le principali Havurot, ma il loro numero era molto più alto. Si pensi che a Venezia nel 1880 si contavano ben 386 opere pie, ovviamente in maggioranza non ebraiche, ma questo può dare un'idea di qual era il tenore di vita di gran parte della popolazione. Ma torniamo ai Gesuà e alle loro vicende. Nei primissimi anni del XIX secolo, i due fratelli Elia e Salomone avevano lasciato i genitori Mandolin e Stametta Massa, non sappiamo se erano ancora in vita, per cercare fortuna nella città lagunare. Va detto altresì che gli episodi di antisemitismo nell'isola erano sempre in agguato. Elia era un maestro e Salomone un negoziante.
Di quest'ultimo, come ho già detto, si perdono subito le tracce. Sappiamo solamente che era nato a Corfù nel 1774, sposerà la citata Sara Belleli e dal matrimonio nasceranno 3 figlie, Fortunata, Stama e Zeffira. Elia era nato un anno prima, sposerà Viola Veneziano, figlia di Angelo e Laura Grassini, e dal matrimonio nasceranno 4 figli, 2 maschi e 2 femmine. Mandolino Abramo sarà il prosecutore della famiglia, poiché sposerà Rosa Marcaria e metterà al mondo 12 figli tra maschi e femmine. A questo punto si formeranno i 4 rami della famiglia che sono giunti sino ai giorni nostri. Come ho già detto, le condizioni dei Gesuà non erano affatto floride e lo testimoniano le molte richieste di grazie rivolte alle varie opere pie. Voglio fornire un paio di testimonianze dirette che ben rendono lo stato in cui versavano gli antenati. La prima è costituita da una lettera del 1899 inviata da Samuele Gesuà che si proponeva per la grazia Abramo Herrera. Cito e leggo. Nell'ultimo quinquennio mi presentai per ottenere la medesima grazia. Sperava moltissimo, avendone i titoli, ma altri fu favorito. Ora mi presento una seconda volta e la mia attuale condizione, la mia onestà, la condotta irreprensibile, sempre tenuta, e la mia assiduità al lavoro mi fanno sperare di essere esaudito. Dopo aver prestato per 25 anni l'opera mia, quale operaio presso la casa d'industria, venni dalla direzione, per sola mancanza di lavoro, licenziato. Mi trovai perciò sul lastrico, senza mezzi di fortuna, con sole 120 lire regalatemi dalla suddetta casa quale premio della mia assiduità e laboriosità. Non mi perdetti di coraggio, vendetti quel poco che possedevo, perfino la stanza da letto, ed apersi una botteguccia. Da 15 anni io attendo assiduamente, lavoro giorno e notte, non risparmio fatica e mi studio in tutti i modi possibili di sopperir con gli scarsi guadagni ai bisogni della mia numerosa famiglia, composta di ben 8 figli, tutti minorenni e incapaci perciò a guadagnarsi il vitto. Taccio di enumerare gli stenti, le amarezze, i disinganni provati, i dolori e le angosce sofferte nel trovarmi tante volte sul declinar del giorno privo di mezzi per isfamare le mie creature. Eppure io non chiesi mai nulla a nessuno, mai mi rivolsi alla fraterna israelitica per ottenere un sussidio. Cercai sempre con le mie forze, con la mia solerzia, di poter sopperire a tutto, di far fronte ad impegni e talvolta gravissimi che avea assunto. Ora che mi si offre propizia occasione, mi rivolgo a cotesta aspettabile direzione e prego, quanto mai so e posso, di voler a me accordare la somma che il generoso e benemerito defunto signor Abramo Herrera allegò a quell'onesto industriale che ne fosse degno, quale premio a tanti anni di lavoro, di costanza e di lotta con la miseria, assicurando che tale denaro da me non sarebbe sprecato, ma bensì impiegato a vantaggio mio e dei miei figli. Non aggiungo altra parola e nella speranza che cotesta aspettabile direzione abbia a trovarmi meritevole di ciò, ho l'onore di attestarmi devotissimo. La seconda testimonianza ci viene fornita da una lettera di Benedetto Gesuà, datata 1903, indirizzata sempre al Consiglio di amministrazione della Fraterna Generale, al fine di ottenere questa volta la grazia Leon Vita Vivante. Alle signorie loro
È ben noto come il rispettoso sottosegnato, che è secondo nunzio del Sacro Tempio Levantino, tenta con ogni mezzo di industriarsi per vedere di sopperire ai bisogni della sua famiglia, se non che, purtroppo, mancante di mezzi com'è, è costretto, volta per volta che gli capita un qualsiasi affare, da dover ricorrere a questo o a quello per i soldi, pagando anche gli interessi. Per cui l'utile gli va di molto dimezzato, mentre all'incontro avrebbe bisogno di aumentare un po' il reddito, avendone sempre spese straordinarie in famiglia per la infermità della moglie affetta com'è da malattia cronica. Per tutto l'esposto avanza la presente alle signorie loro, pregandoli di volergli erogare in suo favore la grazia testé bandita da questa pia fraterna di lire 164, ho fatto un calcolo, grosso modo si tratta di 560 euro, di ragione benemerito defunto Leon Vita vivante, che sarebbe proprio la sua risorsa, giacché non avrebbe bisogno di dipendere altro da qualsiasi. Sommessamente fa osservare alle signorie loro come esso, sin dai primi anni di sua vita e per un periodo non interrotto di ben 20 anni, ha lavorato attivamente ed indefessamente nella pia casa di ricovero come tessitore. Come esso, in tutto il decorso di sua vita, abbia sempre tenuto una condotta, sia religiosa che morale, irreprensibile, che ogni suo pensiero non sia stato e non sia altro che la famiglia, per vedere di mantenerla alla meglio. Con tali auspici spera che i signori preposti vorranno benignamente accordargli quanto sopra, del che ringrazia anticipatamente, con la massima stima e rispetto, all'onore di segnarsi devotissimo. Nonostante il ghetto fosse stato aperto già da un pezzetto, molte famiglie continuarono ad abitarvi, spingendosi, nel migliore dei casi, a qualche centinaio di metri fuori dallo stesso. Il Hasser, recinto, come era chiamato in giudaico veneziano, rimaneva per molti un luogo, virgolette, rassicurante, e non era facile affrontare la città nella sua pienezza. Questo ovviamente per ragioni di fondo economiche, ma forse anche per ragioni psicologiche. A differenza delle grandi e ricche famiglie di cui abbiamo potuto seguire le vicende, i Gesuà, Sive e Salvadori, non hanno lasciato tracce particolari del loro passaggio e hanno trascorso le loro esistenze in modo discreto. Non vi erano patrimoni da preservare e le uniche ricchezze erano il buon nome, Shem Tov, e la buona reputazione. Non ho speciali avvenimenti da raccontarvi, ma ritengo che un episodio, seppure intriso di miseria, meriti comunque di essere riportato alla memoria. 1 maggio 1827, e il nostro Elia, che aveva allora 54 anni, si trovava ad ufficiare una funzione alla scuola levantina. Questo ci dice come il nostro antenato avesse padronanza della ritualità sinagogale. Evidentemente però il suo aspetto risultava trasandato e non consono al compito che gli era stato assegnato. Pare indossasse una camicia consunta e malconcia, addirittura priva di una manica. L'evento provocava l'indignazione del rabbino capo Elia Aron Lattes, che 2 giorni dopo inviava a Sabato Vivante, presidente delle riunite sezioni della Fraterna, una focosa lettera nella quale
lamentava il gravissimo accadimento. Il 23 luglio seguente le riunite sezioni inviavano alla direzione della Fraterna Generale il regolamento per l'introduzione di un uniforme vestito nel recitare le orazioni. Un minuzioso dettame che imponeva toga nera con guarnizioni color violetto al collo ed ai polsi e berretto sempre nero. Soltanto il rabbino portava come segno distintivo sul cappello una fascetta sempre di colore viola. Negli Yamim Noraim, i cosiddetti giorni terribili che intercorrono tra Rosh Hashanah, Capodanno e Yom Kippur, digiuno di espiazione, veste e cappello divenivano di colore bianco. Il bianco nell'ebraismo è il colore del lutto. E così Elia Yehoshua può rivendicare a pieno titolo il merito di aver imposto una divisa agli ufficianti grazie, virgolette, al suo misero vestire dovuto ad una vilente indigenza, restando in tal modo negli annali dei minagim veneziani, cioè delle usanze veneziane. La pratica della toga, che ha resistito per circa un secolo e mezzo, ha poi ceduto il posto ad un abbigliamento informale al passo con i tempi, almeno nella nostra città. Certamente non è l'abito che fa il rabbino. Tuttavia, personalmente, ricordo con nostalgica simpatia quelle figure dall'aria solenne che a me, bambino e poi adolescente, incutevano rispetto, una certa soggezione, trasmettendomi nel contempo un senso di fiducia e pacata sicurezza. Ma forse vi dico questo perché, citando Schnitzler, è la nostalgia che nutre la nostra anima e, come accade per il corpo, non si può rimanere digiuni nemmeno nello spirito. Riflessioni filosofiche a parte, tra i nipoti del capostipite Elia incontriamo due emblematiche figure della famiglia, delle quali abbiamo già parlato praticamente, i fratelli Benedetto e Samuele. Il primo vivrà per 20 anni come tessitore, poi di piccolo commercio di mobili, oltre ad occupare il posto di Shamash, servitore, che attende al buon andamento del servizio sinagogale, sempre nell'amato Tempio Levantino, e verrà ricordato per la competenza e la solerzia nell'adempimento del suo compito. Il secondo sarà anch'egli tessitore modello nella casa d'industria per oltre 25 anni e in seguito gestirà un piccolo negozio di rigattiere in via Vittorio Emanuele, oggi Strada Nuova. Il nome Benedetto veniva imposto al neonato Gesuà in onore del suo padrino alla nascita, Benedetto Sullam. Era consuetudine che appartenenti a ricche famiglie in vista della fraterna facessero da testimoni di nozze e o padrini alla nascita ai poveri correligionari del ghetto. Ma data la numerosa prole, entrambi i fratelli erano alla continua ricerca di bandi di grazie ai quali potersi iscrivere per tentare di arrotondare un po' i magri bilanci familiari. E così abbiamo testimonianza della loro partecipazione come concorrenti, che erano sempre molto numerosi, praticamente a tutte le grazie che venivano bandite. Tra le diverse opere pie operanti vi era l'istituzione israelitica per le circoncisioni e per le puerpere, in ebraico Bale Brit Abraham, seguaci del patto di Abramo, che estraeva a sorte una grazia annua in favore di un padre di famiglia che aveva avuto la nascita di un figlio maschio da circoncidere
ovvero di una madre che aveva appena partorito. Più volte si rileva il nome di Benedetto Salvadori tra i baciati dalla fortuna. Nel 1934 lo stesso Benedetto era rimasto l'unico superstite della Bahalé Brit Avraham e pertanto la grazia annuale era, come da statuto, di sua spettanza. La generazione successiva, per intenderci quella dei miei nonni, nonostante le terribili vicende che dovette vivere, 2 guerre mondiali e la Shoah, segnò in qualche modo una svolta nelle condizioni della famiglia, che grazie al lavoro e a una sapiente gestione delle modeste risorse iniziava a godere di un certo benessere. Le prime soddisfazioni, i primi agi, la proprietà di una casa. La tragedia della Shoah, pur provocando enormi sconvolgimenti in ambito familiare, non ebbe fortunatamente conseguenze luttuose, non vi furono cioè deportazioni. I Gesuà potevano iniziare una nuova vita nel segno della speranza e guardando al futuro con lo spirito tenace e combattivo degli antenati. Era il momento della ricostruzione materiale e morale dopo gli orrori ai quali avevano assistito. Ed è esattamente con la generazione dei miei genitori che avviene un vero e proprio salto qualitativo, un mutamento radicale. Duro lavoro, oculata gestione delle disponibilità e tenacia nel raggiungimento di quella prosperità tanto agognata. Negli anni 50 il primo laureato della famiglia e i primi passi di un percorso che ha condotto molto lontano dal punto di partenza. Oggi alcuni dei Gesuà, figli della mia generazione, si sono stabiliti in altri paesi, Regno Unito, Israele, Stati Uniti. Hanno conquistato prestigiosi titoli accademici e occupano posizioni di rilievo nel mondo del lavoro. Sono a loro volta genitori e possono guardare con grande soddisfazione ed orgoglio al cammino sin qui compiuto, da modesti abitanti di una piccola isola a cittadini inseriti in una prospettiva universale. Quanto vi ho raccontato è solamente un frammento di storia di una famiglia veneziana oramai da più di 2 secoli, ma l'insieme di molte vicende analoghe è testimonianza vigorosa di quella matrice storico-culturale dal forte valore identitario, ricchezza peculiare della nostra millenaria appartenenza. Preservare e valorizzare questo straordinario patrimonio della memoria è un impegno morale, poiché, come sappiamo, chi dimentica le proprie radici è destinato a morire. Grazie. Ringrazio l'ingegner Gesua Silve Salvadori per questa sua bella rievocazione, piena di tanta umanità e di tanti aspetti della sua famiglia. Dunque, se c'è qualche domanda che il pubblico vuole rivolgere ai relatori, abbiamo ancora qualche minuto. Prego.